L'isola del tesoro di Robert Louis Stevenson. Capitolo 19. Narrazione ripresa da Jim Ovskin, la guarnigione del fortino. Appena vide la bandiera, Ben Gunn si fermò e, afferrandomi per il braccio, si mise a sedere. «Ecco», disse, «quelli devono essere i tuoi amici». «È più probabile che siano gli ammutinati», risposi. «Con quella», esclamò. «In un posto come questo, dove gli unici a venire sono i gentiluomini di Ventura, Silver farebbe sventolare Jolly Roger, con il teschio e le ossa incrociate. Ci puoi giurare». «No, quelli sono i tuoi amici. Hanno già cominciato a darsele e mi sa che i tuoi amici hanno avuto la meglio. Eccoli ora a terra nel vecchio fortino. Lo fece costruire Flint anni fa». «Ah, Flint, quello sì che aveva cervello. A parte il rum, non s'è mai visto nessuno come lui. Non aveva paura di nessuno quello, a parte Silver. Silver era al suo livello». «Beh», dissi io, «se è così tanto meglio, ragione in più perché mi sbrighi a raggiungere i miei amici». «No, no, compare», replicò Ben, «non lo farai. Tu sei un bravo ragazzo, a meno che non mi sbagli di grosso, ma in fondo sei soltanto un ragazzo». Ora Ben Gunn se la batte. Nemmeno del rum mi tirerebbe là dove vai tu, nemmeno del rum. Finché non vedo il tuo gentiluomo e ho la sua parola d'onore. E non scordarti quello che ti dico. Si fida ben oltremodo più, questo devi dire, ben oltremodo più, e poi gli dai un buffetto. E qui mi diede un terzo pizzicotto, sempre con l'aria di chi la sa lunga. «E se qualcuno vuole Ben Gunn, tu sai dove trovarlo, Jim, proprio dove l'hai trovato oggi. E quello che viene dovrà avere qualcosa di bianco in mano e deve venire da solo». «Ah?» «E gli dirai, Ben Gunn», gli fai, «ha le sue buone ragioni». «Va bene», dissi, «credo di aver capito. Tu hai una proposta da fare e vuoi vedere il cavaliere o il dottore, e ti si può trovare dove t'ho incontrato io. C'è altro?» «E quando?» dirai tu, aggiunse. «Su per giù tra mezzodì e 6 tocchi». «Bene», dissi io, «e ora posso andare?» «Non ti dimenticherai?» mi chiese preoccupato. «Oltremodo più e le sue buone ragioni, devi dire. Le sue buone ragioni. Questa è la cosa più importante, come da uomo a uomo». «Beh, allora», sempre tenendomi, «penso che tu possa andare, Jim». «E, Jim, se vedessi Silver, non venderesti Ben Gunn? Non ti farebbero parlare nemmeno con le tenaglie?» «No, fai tu». «E se quei pirati dovessero passare la notte a terra? Dimmi un po' tu, magari domattina ci saranno delle vedove, eh?» A questo punto fu interrotto da una violenta esplosione e una palla di cannone si infilò tra gli alberi, devastando tutto sul suo cammino e andando a conficcarsi nella sabbia a meno di 100 metri da dove stavamo a parlare. Un secondo dopo eravamo scappati a gambe levate in direzioni diverse. Per tutta l'ora successiva esplosioni ripetute scossero l'isola e le palle continuarono a piovere nella foresta. Mi mossi da un nascondiglio all'altro, sempre inseguito, almeno così mi sembrava, da quei terrificanti proiettili. Ma verso la fine del bombardamento, per quanto non osassi avventurarmi in direzione del fortino, dove più di frequente andavano a finire le palle, in un certo modo avevo già cominciato a riprendere coraggio e dopo una lunga deviazione verso est, cominciai a strisciare tra gli alberi sulla riva. Il sole era appena tramontato e la brezza marina scuoteva gli alberi, facendo stormire le foglie e increspando la superficie grigia dell'ancoraggio. La bassa marea lasciava scoperti vasti tratti di sabbia e l'aria, dopo il calore del giorno, penetrava sotto la giubba,
facendomi rabbrividire. La Hispagnola si trovava ancorata sempre nello stesso punto, ma ora a gradire sul picco c'era il Jolly Roger, la bandiera nera della pirateria. Proprio in quel momento vidi un altro lampo rosso e un altro scoppio che riecheggiò dappertutto, e un'altra palla sibillò nell'aria. Fu l'ultima cannonata. Rimasi per un po' sdraiato a spiare l'attività frenetica che era seguita all'attacco. Un gruppo sulla spiaggia, vicino al fortino, demoliva qualcosa con delle asce. Come seppi più tardi, si trattava della povera scappavia. Più lontano, vicino all'imboccatura del fiume, un grande falò riluceva tra gli alberi e una delle lance faceva la spola tra la nave e l'estuario. Gli uomini, che al mattino avevo visto così di malumore, ora remavano schiamazzando come tanti bambini. Nella loro voce, però, c'era qualcosa che faceva pensare al rum. Dopo un po', pensai che fosse meglio tornare verso il fortino. Mi inoltrai dunque molto in là, lungo la bassa lingua di sabbia, che chiude la rada verso est e che con la bassa marea si congiunge con l'isola dello scheletro. Quando finalmente mi rimisi in piedi, vidi più giù, lungo la lingua di sabbia, tra i bassi cespugli, una roccia isolata piuttosto alta, di un singolare color bianco. Mi venne in mente che poteva essere quella la roccia bianca di cui mi aveva parlato Ben Gunn, e pensai che, se un giorno mi fosse servita una barca, avrei saputo dove trovarla. Costeggiai poi il bosco finché non raggiunsi nuovamente il lato del fortino, che, sul retro, dava verso la spiaggia. Poco dopo venivo accolto festosamente dal gruppo degli uomini fedeli. Raccontai la mia storia in poche parole e cominciai a guardarmi intorno. Tutto il capanno, tetto, pareti e pavimenti, era fatto di tronchi grezzi. Il pavimento era sollevato in diversi punti di un piede e mezzo dalla sabbia. Fuori dalla porta c'era una veranda, sotto cui la piccola sorgente zampillava in una conca artificiale dalla forma inusuale. Nient'altro che un grosso caldaio, cui avevano tolto il fondo per conficcarlo poi nella sabbia, fino alla linea di immersione, come diceva il capitano. Della costruzione rimaneva poco più che la struttura, ma in un angolo era distesa una lastra di pietra, a mo' di focolare, e un vecchio corbello di ferro per la brace. Gli alberi sul pendio della collinetta e all'interno della palizzata erano stati abbattuti per costruirci la casa. A giudicare dai ceppi, era stato distrutto un bel boschetto di alberi d'alto fusto. Una volta tagliati gli alberi, il terreno per lo più era stato portato via dalle piogge o coperto dai detriti. Solo nel punto in cui il rigagnolo, dal caldaio, defluiva tra la sabbia, si vedeva verdeggiare ancora un fitto tappeto di muschio, alcune felci e dei piccoli cespugli rampicanti. Vicinissimo alla palizzata, troppo vicino dicevano, il bosco cresceva rigoglioso, alto e fitto, in genere abeti verso l'interno dell'isola e querce castagnaie verso il mare. La brezza fredda della sera sibilava attraverso ogni festura della rozza costruzione e spargeva per il pavimento una pioggia incessante di sabbia finissima che c'entrava negli occhi, tra i denti, nel cibo, danzando nella sorgente sul fondo del caldaio, come fa il porridge quando comincia a bollire. Il comignolo era un buco quadrato nel tetto, ma solo una minima parte del fumo trovava il modo di uscire di lì, mentre il resto turbinava per tutto il capanno, facendoci tossire e lacrimare in continuazione. Si aggiunga che Gray, il nuovo arrivato, aveva il viso avvolto in una benda per una ferita ricevuta mentre fuggiva dagli ammutinati, e che il povero Tom Redruth giaceva ancora insepolto lungo una parete, duro e irrigidito, sotto la Union Jack. Se ci fosse stato permesso di rimanere in ozio,
saremmo tutti caduti nella malinconia. Per fortuna, il capitano Smollett non era tipo da permetterlo. Ci convocò tutti, assegnandoci diversi turni di guardia. Il dottore, Gray ed io in uno, il cavaliere Hunter e Joyce nell'altro. Per quanto fossimo tutti stanchissimi, 2 furono mandati a cercare della legna da ardere e ad altri 2 fu fatta scavare una fossa per Redruth. Il dottore fu nominato cuoco e io fui messo di sentinella alla porta, mentre il capitano passava dall'uno all'altro a rincuorare e a dare una mano ovunque ve ne fosse bisogno. Di tanto in tanto il dottore si affacciava alla porta per una boccata d'aria e per far riposare gli occhi che per il fumo stavano per scoppiargli dalle orbite. E ogni volta aveva una parolina per me. Quello Smollett, disse a un certo punto, è un uomo migliore di me. E se lo dico io, significa qualcosa, Jim. Un'altra volta venne e rimase per un po' in silenzio. Poi piegò il capo da un lato e mi guardò. Questo Ben Gunn, che tipo è? Chiese. Non lo so, signore, dissi io. Non sono molto sicuro che sia sano di mente. Se ti sfiora il dubbio che possa esserlo, vuol dire che lo è, rispose il dottore. Da uno che è stato 3 anni a mangiarsi le unghie su un'isola deserta, Jim, non ci si può aspettare che abbia un aspetto a posto come te o me. La natura umana non lo consente. Dicevi che aveva una gran voglia di formaggio? Sì, signore, formaggio, risposi. Ebbene, Jim, fa lui, guarda i vantaggi che possono derivare dall'avere gusti raffinati. Hai visto la mia tabacchiera, no? E non mi hai mai visto prendere un pizzico di tabacco da fiuto. La ragione è che nella mia tabacchiera ho un pezzo di parmigiano, un formaggio fatto in Italia, molto nutriente. Ebbene, lo avrà Ben Gunn. Prima di consumare la nostra cena, seppellimmo il vecchio Redruth nella sabbia e rimanemmo per un po' intorno a lui a capo scoperto, sotto la sferza di un leggero venticello. Era stata raccolta una grande quantità di legna, ma il capitano disse che non bastava e, scuotendo la testa, aggiunse che domani avremmo dovuto darci un po' più sotto. Poi, una volta mangiata la carne di maiale salata e bevuto un bel bicchierino di Grog al brandy, i 3 capi si riunirono in un angolo a discutere della nostra situazione. Guardandoli, mi sembrò che non sapessero a quale santo votarsi. Le provviste erano così scarse che ci saremmo dovuti arrendere per fame molto tempo prima dell'arrivo dei soccorsi. La nostra unica speranza, si convenne, era di continuare a uccidere i bucanieri finché o ammainavano la loro bandiera o fuggivano con la spagnola. Da 19 che erano, si erano già ridotti a 15. Altri 2 erano stati feriti, di cui almeno uno, quello colpito accanto al cannone, gravemente, se non era morto. Appena si presentava l'occasione di piazzare qualche colpo, bisognava farlo, senza rischiare la vita e con la massima cautela. Avevamo poi 2 formidabili alleati, il rum e il clima. Per quanto riguarda il primo, pur essendo lontani quasi mezzo miglio, potevamo sentirli urlare a squarciagola e cantare fino a notte fonda. Per quanto riguarda il secondo, il dottore si giocava la parrucca, che, accampati nella palude e privi come erano di medicine, nel giro di una settimana la metà di essi si sarebbero trovati stesi. Quindi, aggiunse, a meno che non veniamo uccisi prima noi, saranno ben contenti di filarsela con la goletta. È pur sempre una nave, e suppongo che possano tornare a fare i pirati. Prima nave che perdo, disse il capitano Smollett. Come potete ben immaginare, ero stanco morto, e quando, dopo essermi rigirato a lungo, riuscii ad addormentarmi, dormii come un ciocco.
Gli altri si erano già alzati da un pezzo e avevano già fatto colazione e alzato di almeno la metà la catasta di legna, quando fui svegliato da un trambusto e un rumore di voci. «Bandiera bianca!» sentì dire a qualcuno, e poi, immediatamente dopo, con un grido di stupore, «Silver in persona!» E a quel punto saltai su e, stropicciandomi gli occhi, corsi a una feritoia nella parete.